16, Beh, anche un bel sorriso. No, fanno ridere. Anche un bel sorriso, vale. Grande giornata. Un applauso sentito, prego. Speriamo proprio di sì. Questa è una giornata storica per Cittadella e per tutto il Veneto. La via Postumia, strada consolare costruita nel 149 a.C., ha da sempre congiunto le comunità venete, imprimendo sviluppo e facendo la fortuna dei paesi collegati. Storicamente collega il Veneto ai paesi del nord Europa, contribuendo al progresso economico, industriale e civile dell'intero nord-est. Dal dopoguerra ai giorni nostri abbiamo assistito all'incremento esponenziale del traffico veicolare, su un tracciato che nel tempo ha dimostrato tutta la sua fragilità per i fruitori abituali dell'arteria. Da risolvere è anche il problema della sicurezza. Attraversamenti pericolosi e insufficienti hanno provocato numerosi incidenti, purtroppo spesso mortali. Decenni di attese e l'impossibilità ancora attuale di costruire nuove bretelle hanno comportato fino ad oggi notevoli disagi con dilatazione dei tempi di attesa e costi economico-sociali rilevanti. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto nell'arco di questi anni risolvere le situazioni più pericolose dell'avviato amministrativo. Tutti i nostri sforzi, Presidente, inoltre saranno utili anche alla viabilità sovracomunale, per creare una viabilità di collegamento alternativa alla statale 47 da Limena a Bassano del Grappa con la costruttore Luca Zaia. All'assessore Chisso di Una cosa, oltre ai ringraziamenti fatti da chi mi ha preceduto, io voglio semplicemente ringraziare voi cittadini che avete in questi anni avuto ancora fiducia nelle istituzioni, avete avuto ancora fiducia in noi, vedete, poi alla fine la fiducia è stata ripagata. Certo, con tanti anni, la prima traccia operativa si trova nel 2002-2003, quella con la quale si arriva qui è messa un po' maluccio. Io credo che questo sarà una grande società operativa che si chiama Veneto Strade, che in questi anni ha dimostrato, è l'unico esempio d'Italia di federalismo stradale realizzato, e voi ne state vedendo. Poco? Alzi la mano chi non mi sente. Quindi mi sentite tutti. Grazie e buongiorno a tutti.
di Recce? Chi c'è che ha problemi da Recce? Problemi di Recce. Penso che intanto da ringraziare tutti i presenti, dal prefetto all'onorevole Bizzotto, alle forze di polizia, all'assessore Conte, insomma tutti i presenti. E chi mi ha preceduto è l'assessore Chisso, che è il mio assessore alla viabilità, è colui che poi vi fa le strade e rende operative. Però penso che noi in questo momento dobbiamo fare un grande applauso a quelli che si sono spaccati la schiena qua. Che i GA lavorare sotto il sole e il caldo, stanno perché ha fatto caldo, e che comunque magari non sono mai poi sul palcoscenico sotto i riflettori. Prima arrivando qua, siccome anche a me sono stata vittima delle deviazioni, mi sono trovato 1 chilometro da qua e ho trovato un furgone della ditta, un furgone dell'asfaltatore che do portami fin qua, cioè aveva 8 pacchetti di sigarette senza filtro dentro. Madonna Gesù. E io ho detto, ma perché tutte queste sigarette? Che faccio anche io a predica ogni tanto. E mi ha detto, nuovo tempo del mangiare. Penso che questo sia il significato, al di là delle battute, della determinazione, della voglia di fare dei nostri lavoratori. Quindi un applauso veramente di cuore a tutti quelli che hanno lavorato. Se i nostri soldi restassero qui e Roma fosse più distante, avremmo più strade e le avremmo già tutte. Lo dico, non ve lo dico per strapparvi un applauso, ma ve lo dico perché quando paghiamo le tasse pensiamo sempre che qualcosa bisognerebbe fare con le nostre tasse, e penso che i tanti cittadini che hanno il traffico davanti a casa, gli incroci pericolosi, la mortalità sulle strade, avrebbero una soluzione, che è quella di mettere a posto la viabilità. Interventi come questi noi ne abbiamo tanti. Luca, una foto con i bambini. Barbara Degani, che è il presidente della provincia di Padova. Per me è davvero una giornata di festa oggi, perché facciamo un altro tassello del collegamento fra Cittadella e Padova, del collegamento fra Padova e Bassano, e quindi è fondamentale questo passaggio. Ringrazio la Regione per l'investimento che ha fatto, soprattutto perché ha creduto davvero all'importanza di questo sottopasso e ne ha curato con determinazione il compimento, quindi davvero, perché è anche rimasto nei termini, per cui davvero un grazie alla Regione del Veneto e ovviamente al suo Presidente. Potrebbe servire poco, ci fidiamo di chi ha progettato e di chi ha realizzato l'opera. Servirebbe poco benedire una casa che è stata fatta male, cadrebbe di sicuro. Gesù dice che se uno non fa male anche essere questo per diventare migliori cittadini. Facciamo una preghiera insieme, il Padre nostro, poi benedico l'opera e voi tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ravviva in noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, il ricordo del battesimo e l'amore a Gesù Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Aumenti la fede, la speranza, la carità, donaci la pace, il lavoro, la salute, la serenità, la capacità di collaborare, di condividere, di essere responsabili nei confronti di ogni prossimo che incontriamo. Benedici e proteggi tutte queste persone, benedici l'opera realizzata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie ancora a tutti. Posso chiedere? Signori, Sorriso. Piano,
avanti, piano, andiamo giù, piano.